Buste colme di rifiuti, avanzi di cibo, bottiglie. Nonostante il Piave fosse sorvegliato speciale in questi giorni di caldo torrido di festività, c'è chi ha lasciato la propria immondizia sul greto del fiume. Meno degli anni scorsi, tiene a precisare la sindaca di Ponte di Piave Paola Roma, ma sono dovuti comunque intervenire lo stesso gli operatori del comune per recuperare tutto quello che è stato abbandonato. La questione rifiuti invece rimane una cosa che permane, nel senso che è una situazione nella quale è chiaro che parliamo di un'area golenale demaniale, nella quale però i rifiuti che vengono lasciati lì poi è il comune, quindi i cittadini del comune che poi vanno a pagare su questo. Giornate queste durante le quali la polizia locale sta effettuando controlli a tappeto sia lungo le strade che sul greto del fiume per verificare che tutto si svolga in tranquillità e in sicurezza, ma anche per disincentivare l'abbandono dei rifiuti dopo i tradizionali picnic. Eppure c'è sempre qualcuno che pensa di essere più furbo. Ma attenzione, non lasciate l'immondizia, si rischiano multe davvero salate. Abbiamo anche adottato un regolamento che permette naturalmente l'utilizzo della fototrappola e quindi il riconoscimento del soggetto. È stato approvato proprio per permettere anche le sanzioni che possono essere commisurate proprio in base al tipo di sanzione in cui dobbiamo intervenire. Quindi la polizia locale ha questa possibilità. L'attenzione poi deve essere massima per chi si vuole rinfrescare. Il Piave, lo ricordiamo, non è balneabile. E ricordo anche quel generale corso che anche abbiamo fatto con i ragazzi per ricordare le insidie del Piave, perché qualcuno che si getta anche all'interno del fiume per rinfrescarsi, ci sono delle situazioni di torcoli che chiaramente una persona che viene ogni tanto a fare visita nel nostro territorio non conosce e che naturalmente è una delle situazioni più importanti nelle quali chiaramente ritorniamo a ricordare lo stesso divieto che c'era e proprio legato ovviamente a situazioni pericolose che si possono creare.